Il mio cliente si è avvalso della facoltà di non rispondere per il momento, perché non abbiamo ancora il quadro probatorio completo, il quadro accusatorio completo, le indagini sono ancora ovviamente segretate, per cui in questo momento abbiamo preferito non rispondere alle domande del magistrato. Anche se nei giorni scorsi si è detto incredulo, oggi Fabio Danieli, l'osso portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli anziani nella casa di riposo di San Donà, si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come la sua compagna e collega Maria Grazia Badalamenti. Vero è che lui non è concorde su tutta la ricostruzione effettuata nell'ordinanza della misura cautelare, per cui ci saranno più avanti gli elementi per contestare i singoli episodi così come sono stati descritti in questi giorni. Eppure, secondo quanto emerso dalle indagini con materiale audio e video, i 4 OS arrestati, 2 ai domiciliari, li lanciavano sulle carrozzine e sui letti, gli mettevano in volto pannolini sporchi, gli sputavano in faccia per pulirgli la bocca e quando un anziano ha tentato di ribellarsi, Danieli l'ha frustato sulla gamba con un portachiavi con un laccio. Più offese di ogni genere. La prima cosa che faremo è la richiesta di modifica della misura cautelare e chiederemo che quantomeno venga posto agli arresti domiciliari, visto che insomma, ha una casa dove poter andare a stare. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo riesumato di un'anziana perché c'è il sospetto che i maltrattamenti subiti durante la degenza nel reparto Viola possano averne causato la morte. Per quanto riguarda invece Davide Barresi, ha detto di voler essere curato e sottoposto a una perizia psichiatrica. Lui è l'operatore sociosanitario 54enne residente a Catania, arrestato lo scorso novembre dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di 7 pazienti, 13 episodi accertati in meno di un mese. Agiva mentre dormivano, approfittando del fatto che potesse avvicinarsi per cambiarle e curarle. Il 54enne era già stato coinvolto in un'indagine per abusi sessuali sulle pazienti quando lavorava nell'ospedale psichiatrico di Agordo. Condannato in primo grado, era stato assolto dalla Corte d'Appello di Venezia.